Benissimo. Signore, scusate, la partiamo, Buonasera, benvenuti. Allora, signore e signori, partiamo subito con una premiazione. Un grande applauso a Filippo Papa. In questa performance è stato accompagnato dal nostro violinista che ormai accompagna il premio Lord Byron dal terzo corso, Claudio Garazzo. Filippo Papa ha ricevuto un premio importante dal comitato Premio Claude Byron. È il premio Eccellenza Arte Performativa. Filippo Papa ha scritto, ha appena pubblicato, una raccolta poetica che vi sta mostrando, sulla quale si è basata, poi come avete visto la sua performance artistica, intitolata Sono me stesso, che tra l'altro sta riscuotendo un ottimo riscontro sia a livello editoriale ma anche a livello di pubblico. Bene, premio Eccellenza Arte Performativa. A Filippo Papa consegneranno la targa Marina Pratici e Lorenzo Masi. Bene, signore, signori, egregia giuria, vi do il benvenuto alla 7ª edizione del premio Lord Byron Porto Venere Golfo dei Poeti. Benvenuti a tutti, ai presenti e soprattutto ai vincitori di questo prestigioso premio. Voi sapete quanto sia importante il legame tra questo golfo meraviglioso e Lord Byron, per cui permettetemi di iniziare con una citazione brevissima da una delle opere poetiche che io ritengo sia un capolavoro di Lord Byron. Mi riferisco al Don Giovanni, dal libro terzo, anche perché questa citazione secondo me si adatta molto a quello che è lo spirito di questo premio, un premio che sta diventando sempre più importante, che non include soltanto la poesia, ma la saggistica, la narrativa. Cito Lord Byron in italiano: le parole sono oggetti reali, una piccola goccia di inchiostro cadendo come rugiada su un pensiero produce ciò che fa pensare 1000, forse milioni di persone. Ed eccoci qui e benvenuti nuovamente. Ringrazio nuovamente tutti, ma tutti i partecipanti al concorso, i vincitori, l'amministrazione comunale, Comune di Porto Venere, per la concessione della sala consigliare, per la premiazione ovviamente per questo evento importante e soprattutto per averci concesso anche il patrocinio del Comune di Porto Venere. Un grazie particolare e direi doveroso alla Regione Liguria per la concessione del patrocinio. Adesso è il momento di passare la parola a Lorenzo Masi, l'ideatore di questo straordinario premio, insieme ovviamente alla nostra grande Marina Pratici, che ci presenterà la giuria. Però prima di cedere a lui la parola permettetemi di fare un saluto a una persona che stimo moltissimo e che siede tra la giuria, all'avvocato Giacomo Gugliani, che è consigliere regionale
della nostra regione toscana, perché qua siamo fuori regione. Grazie. Tra l'altro Giuliani ha una passione particolare per la poesia ed è presidente di un altro prestigioso premio che è il San Domenichino. Tutto si svolgerà poi sabato 27. Grazie davvero. Cedo la parola a Lorenzo Masi. Grazie, buonasera. Mi associo alla presentazione della Marzia Dati, la professoressa Marzia Dati, che sarà la conduttrice di questa giornata di premiazione. Vado a presentare la giuria. Presidente di giuria per memoria Alessandro Casino, compositore di poesia, regista teatrale, scrittore, figlio del Nobel alla letteratura Salvatore. Come tutti sapete, il nostro amatissimo presidente di giuria è deceduto a maggio scorso. Noi abbiamo voluto comunque titolargli sempre questo premio ad memoria, perché lui è stato il cofondatore di questo premio insieme all'Associazione Culturale Portus Veneris, e di questo lui se ne vantava enormemente anche negli ultimi giorni di vita, e lo ringraziamo anche per questo. Abbiamo titolato tutti i premi di ogni sezione alla giuria, che sarà chiamata appunto premio alla giuria della giuria Alessandro Quasimodo. Presidente di giuria e presidente esecutivo Marina Pratici, saggista, scrittrice, critico letterario, conferenziere internazionale, già presidente di tantissimi premi letterari. Vicepresidente di giuria Marzia Dati, nostra conduttrice da diversi anni di questo premio Lord Byron, presidente Fellowship Charles Dickens Italia, anglista, dottorato di ricerca universitaria di Pisa per i paesi del Nord America. Daniela Tagliafico, oggi assente, già direttrice del TG1 RAI e direttrice RAI Quirinale, opinionista RAI scrittrice, non presente in premiazione in quanto impegnata nella prima rappresentazione di un suo spettacolo teatrale, scritto da lei appunto. Vi facciamo i migliori auguri per un ottimo successo. Maria Ruzzardi, professore universitario dell'Università di Pisa in letteratura inglese dei paesi in lingua d'inglese, anglista. Maria assente per motivi accademici, perché è impegnata in convegni internazionali con la sua università. Maria Rosaria Annunziata, responsabile per i rapporti internazionali premio Lord Byron, scrittrice e poetessa, docente in letteratura inglese, esperta in fondi europei per l'istruzione e la cultura. Gianfranco Contempi, scrittore, docente in psicologia, psicologo e psicoterapeuta, direttore sociosanitario. Lorenzo Masi, presidente del comitato organizzatore, direzione artistica, già assessore alla cultura e comunicazione del comune di Porto Venere, operatore attività culturali. All'interno della giuria sono presenti delle personalità veramente importanti. Tanto abbiamo iniziato con l'avvocato Giuliani, già consigliere della regione Toscana, presidente di uno dei premi forse più importanti d'Italia, il più longevo, il San Domenichino, che ha 66 anni di vita quest'anno. Auguri! Peraltro il nostro amatissimo presidente ad memoria Alessandro Quasimodo di questo premio è stato presidente di giuria per ben 45 anni. E volevo dire questo, io volevo ringraziare sempre questa figura di Alessandro Quasimodo che ci ha accompagnato in questi ultimi lunghi anni in questo premio. Per me, per noi è stato un punto di riferimento importantissimo, qualcosa che ci ha lasciato dentro. Basti pensare, chi conosce la cultura di Porto Venere, che a Porto Venere la cultura è relativamente
sconosciuta, se possiamo dire, senza nessuna offesa per alcuno. Però Alessandro Quasimodo ha portato la letteratura e i premi letterari qui a Portoele, insieme alla Marina Pratici, insieme a Masi Lorenzo, a Marzia Dati e a altri giurati che sono qui presenti. Io di Alessandro volevo solo ricordare una citazione brevissima ma molto intensa che il figlio Mario Cei, scusate, ha scritto impresso in un libretto che ha coniato nel momento in cui è morto suo padre, e che rende perfettamente quello che è Alessandro per noi, per tutti, per quelli che lo hanno conosciuto. È una citazione di Marguerite Yourcenar che dice questo: e tu te ne vai? Tu te ne vai? No, tu non te ne vai, io ti trattengo, mi lasci nelle mani la tua anima come un mantello. Grazie Alessandro. Ovviamente sarà un omaggio a Alessandro Quasimodo e poi anche alla nostra presidente Marina Pratici, ma in tempi brevissimi, perché così daremo inizio finalmente a questa premiazione. Grazie. Grazie Lorenzo, buonasera a tutti, grazie di questa bella ospitalità in un luogo così suggestivo, in un'occasione così importante dal punto di vista culturale. Io sono qui, è stato detto, anche nella mia veste di consigliere della Regione Toscana, ma principalmente mi sento qui in veste di presidente del Premio San Domenichino e quindi di persona che condivide con Marina Pratici, con Lorenzo Masi, con Marzia e tutti gli altri questo percorso di promozione culturale. Nel nostro cammino di vita culturale Alessandro Quasimodo è stata una figura estremamente importante, estremamente forte. Io l'ho conosciuto che ero un bambino, quando frequentavo il Premio San Domenichino da ragazzino. Poi sono stato chiamato appena laureato a far parte di quella giuria e ho avuto modo per circa 20 anni di essere al fianco di Alessandro. E in questi 20 anni ho cercato di cogliere tanto della sua essenza, della sua capacità, del suo amore per la parola e per la letteratura. E questo ho portato nel mio cuore nel tempo. Potrei parlare di lui in tanti modi e non voglio parlare del personaggio che forse tutti o quasi tutti conosciamo. Io voglio parlare semplicemente, in maniera molto sintetica, dell'amico, perché ho avuto modo di conoscerlo intimamente negli anni, di conoscerne il carattere, le sfumature e anche la nobiltà d'animo. Lui aveva una grande passione, cito solo un aneddoto personale e poi lascio la parola a Marina Pratici. Lui aveva una grande passione, la passione per le sue origini, per la terra della sua famiglia che è la Sicilia. Tutti gli anni Alessandro mi diceva devi venire in Sicilia perché ti innamorerai di questa terra, una terra estremamente evocativa, forte e particolare. Io tutti gli anni declinavo scioccamente, oggi dico, il suo invito, anche ospite nella sua casa di Ortigia, uno dei luoghi più belli di quella regione. A maggio Alessandro se n'è andato e il caso ha voluto che per la prima volta io mi trovassi in Sicilia quest'estate, il mio primo viaggio in Sicilia, un viaggio che ho voluto dedicare a lui e che si è completato anche con una ricorrenza particolare. Io non lo sapevo, in quei giorni sono stato raggiunto da una telefonata di Mario Cei, il figlio adottivo di Alessandro, che mi chiamava per caso. Io gli ho detto che ero in Sicilia e lui mi ha detto che nel Parco Letterario Quasimodo il giorno seguente ci sarebbe stato un omaggio ad Alessandro. Il Parco Letterario Quasimodo è a Rocca Lumera, in provincia di Messina, e in quell'occasione io sono andato e per me è stato un momento importante perché ho rivissuto questi 20 anni insieme ad Alessandro Quasimodo nella sua terra, ne ho colto l'essenza di quella terra, mi sono innamorato e porto ancora con me non soltanto gli insegnamenti che mi ha dato come maestro della parola, come maestro della letteratura,
ma soprattutto quelli che mi ha lasciato come maestro di vita. Grazie. Buon pomeriggio a tutti voi, il mio più caro saluto, il mio saluto e i miei complimenti più affettuosi e più cari. Sono molto emozionata perché essere seduta nella sedia di Alessandro è qualcosa di non facile, dico la verità. Non vorrei essere seduta qua, ma vorrei essere seduta come tutti gli anni al suo fianco. Mi spiace che faccio torto al grande uomo di cultura, all'attore, al regista, al grandissimo operatore culturale, ma Alessandro Quasimodo era soprattutto per me un carissimo amico. È una delle poche persone che mi chiamava zia Marina, e il fatto di essere stata adottata da Alessandro per me è stato un onore, una gioia e un'emozione. Quando c'era qualcosa che non andava nella mia vita, perché non ci sono soltanto le luci pubbliche, c'è il privato che tale resta, dove le ombre sono talora molto dense, molto intense, come ad esempio quando è mancata mia madre, una delle prime telefonate è stata quella di Alessandro, con quella sua voce magnifica, che era un abbraccio, era una stretta, zia Marina, ti voglio bene. Alessandro era questo, era magari umile in un certo modo, non ha mai detto io sono Alessandro Quasimodo, era una persona che sapeva farsi amare perché era facile amarlo, perché era un buono, era un semplice, era indisponente, era caratteriale, era difficile, era talora estremamente litigioso, e per questo io gli volevo un bene infinito. Essere qua oggi è una grande responsabilità. Prendere la presidenza di giuria con un premio importante qual è il Lord Byron mi onora, ma in verità anche mi spaventa. Lorenzo ha dovuto insistere non poco perché io accettassi questo ruolo, perché ho una vita al limite del vivibile in verità, ma allora mi faccio coraggio e dico: se così ha voluto Alessandro, zia Marina c'è. Grazie a tutti. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Prima di dare inizio alla presentazione con la poesia inedita, passo la parola all'assessore Sara Mancini per i brevi saluti da parte del Comune di Porto Venere. Grazie Assessore. Buonasera, per me è un onore oggi rappresentare il Comune di Porto Venere in quella che non è una semplice manifestazione volta alla consegna dei premi ai vincitori di questo concorso, ma soprattutto è una grande celebrazione, un inno alla cultura in ogni sua sfumatura. Il mio valore aggiunto oggi a questa giornata non può che essere lasciare spazio alla cultura stessa e a tutti coloro che oggi sono i veri protagonisti. Prima di farlo, però, permettetemi di ringraziare di cuore l'Associazione Culturale Portus Veneris per il grande lavoro che svolge, valorizzando ogni forma di cultura, compresa la poesia. La poesia, che è un tipo di comunicazione preziosa, oserei dire quasi lenta nell'accezione migliore del termine. Lenta perché ci permette di staccarci dalla frenesia della nostra quotidianità e ci costringe a riflettere sul vero significato delle cose, scavando sotto la superficie dell'apparenza. E se posso dire, fermarsi a riflettere in quest'epoca è qualcosa di sempre più complicato ed in qualche modo costruisce un lusso, oltre che un valore aggiunto alla nostra esistenza. Quindi ancora grazie all'organizzazione che porta avanti progetti come questo premio intitolato a Lord Byron, e grazie a tutti coloro che a vario titolo partecipano, conferendo a questa manifestazione dalla cultura l'importanza ed il valore che merita. Bene, grazie a tutti, e adesso entriamo nel vivo della premiazione. Come ha già anticipato Lorenzo Masi, partiremo dalla poesia inedita. Invito la nostra illustre Presidente Marina Pratici e Gianfranco Montempi ad avvicinarsi a me, perché ora chiamerò i vincitori. Allora, il terzo premio poesia inedita